Abbiamo visto le arti ferme, cioè la pesca o direttamente nella raccolta oppure con delle trappole, con delle reti, o addirittura degli ambienti che costituiscono delle vere e proprie trappole come le valli da pesca, fino allo sviluppo di tecniche di imbarcazioni che permettevano di trascinare per la prima volta delle reti e quindi quelle che vengono chiamate reti a strascico in veneziano arti da strassin, per contrapporsi alle arti ferme, che erano appunto queste reti che permettevano di catturare il pesce mentre si muoveva. In questo caso non è più il pesce che si muove, viene intrappolato dalle valli da pesca piuttosto che da questi attrezzi che vengono posti nel suo percorso, ma è il pescatore che attraverso delle imbarcazioni a vela sfrutta il vento, quindi la forza del vento, per trascinare delle reti. Questa è una bragagna e serviva per la pesca a strascico sui paludi in laguna, con una rete che si chiamava anch'essa bragagna come la barca. A quell'epoca, all'inizio, le imbarcazioni da pesca non pescavano trainando la rete di poppa, ma trainandola di traverso, quindi scarrocciavano sul fianco, tenendo la rete aperta con dei prolungamenti che vediamo, con delle specie di pali che tenevano la bocca aperta della rete, che poi veniva trainata, come possiamo vedere in quel disegno, mentre la barca scarrocciava completamente di lato. Per tenerla stabile c'erano, nel caso che il vento fosse particolarmente forte, dei bilancieri che venivano portati verso il lato sopravvento e che ristabilizzavano l'imbarcazione che altrimenti rischiava di diventare instabile o rischiare addirittura di capovolgersi. Ricordiamoci che stiamo parlando di imbarcazioni che non hanno deriva, perché stiamo parlando ancora di pesca in laguna, quindi in un ambiente in cui la profondità media è molto bassa e quindi le barche non possono avere carena. Vedete anche il timone che già poteva essere sollevato proprio perché era quello che doveva stare immerso per dare manovrabilità, ma doveva all'occorrenza poter essere anche sollevato.